perché un anno fa, quando ci siamo trovati per fare la prima festa, era la prima volta che la sezione di ALA si presentava all'interno del territorio lense. Da un anno siamo cresciuti, abbiamo collaborato, siamo un gruppo coeso, nonostante molti, soprattutto nel territorio lense, vorrebbero che noi della Lega stessimo in casa e che facessimo poco rumore, perché probabilmente diamo molto fastidio, forse perché anche il messaggio che viene dato all'esterno, e noi siamo molto contenti di questo, è proprio il fatto che noi riusciamo a creare anche queste situazioni, questi eventi che permettono effettivamente di avvicinarci a tutti voi, parlando così con i cittadini alensi, cercando di essere vicini al popolo e al territorio. La nostra azione all'interno del comune di Ala è proprio quella di portare avanti il nostro piano programmatico che avevamo presentato nelle elezioni dell'anno scorso, e il nostro obiettivo è proprio quello di cercare, ahimè con grande difficoltà visto che sono l'unica rappresentanza della Lega all'interno del Consiglio Comunale, e devo dire che questo è parecchio difficoltoso, perché tante volte si avrebbe proprio bisogno di un'altra figura d'appoggio, perché permetterebbe di essere più incisivi. Però noi diverse azioni abbiamo fatto in questo primo anno, ci siamo battuti per temi importanti e continuiamo a batterci, siamo presenti anche all'interno del tavolo di trattative per l'ospedale di Ala, ci siamo battuti per la mensa, abbiamo sollevato delle questioni che la maggioranza cercava di, diciamo, sorvolare o comunque di bypassare, ma noi abbiamo cercato di coglierle e di esporle proprio per attirare l'attenzione, ma non tanto per uno scopo propagandistico quanto più che altro perché effettivamente ci crediamo e vogliamo effettivamente riuscire a dare un segnale positivo di concretezza a questa politica che, ahimè, soprattutto all'interno del comune di Ala, molte belle chiacchiere, però in un anno che è un anno ormai che la nuova giunta diciamo è entrata operativamente all'interno del comune alense, però non ha portato ancora a nessun risultato concreto, perché purtroppo che quest'anno ci troviamo con gli stessi problemi che avevamo l'anno scorso. Ad Ala, come comune trentino, soprattutto di una provincia autonoma, avrebbe grande possibilità e grande potenzialità, la volontà di dare servizi alle famiglie, però ahimè sembra effettivamente abbastanza scarsa, perché purtroppo delle azioni concrete l'amministrazione comunale non le ha neanche fatte, e noi continueremo a batterci e continueremo a portare l'attenzione sui temi che secondo noi sono importanti. Quello della famiglia, dicevo poc'anzi a qualcuno, che è stato l'ultimo dibattito che si è creato all'interno del Consiglio Comunale. C'è stata una proposta della maggioranza su una mozione che portava l'attenzione su creare dei percorsi formativi per le coppie che contraggono matrimonio civile, e quindi per le coppie di fatto e per le coppie che già separate, quindi comunque tutte quelle coppie che non rispecchiano la famiglia tradizionale. Noi della Lega abbiamo cercato di intervenire, siamo riusciti a far ritirare la mozione, perché abbiamo effettivamente cercato di portare l'attenzione dell'amministrazione atta soprattutto a rendersi conto che all'interno del comune di Ala, per essere vicini alle famiglie, bisogna dare servizi alle famiglie, non perdersi in chiacchiere e in percorsi formativi inutili, perché sono solo una perdita di tempo, che potrebbero essere utili qualora già i servizi primari, la comunità ha a disposizione, ma quando i servizi primari e basilari non ci sono, ahimè tante volte i percorsi formativi o certi incontri veramente esplicativi non hanno effettivamente un risalto, una grande attenzione. Io più che ringraziarvi tutti voi per l'attenzione e ringraziare tutti i ragazzi della sezione di Ala, tutti quelli che ci hanno aiutato, vi auguro di divertirvi in queste 3 serate.